questa la dove è pronto? Sono tutti veramente buonissima. Con un gusto eccezionale. Buonissima. Ognuno ha dato una mano per rendere magico questo momento, insomma, quest'area natalizia e per rendere quest'area natalizia unica. E la magia del Natale anche negli alberi, che non smettono di incantare e stupire tutti coloro che verranno a Caprileone. Ma facciamo un passo indietro ed immergiamoci in questa fantastica serata. Lo sabato si chiama alle canori, di cui c'è la pippetta, la la pippetta ci porta lì tirare, la pippetta fresco del cuore, giuri, giuri, giuri del cuore, la morirà me di ritorno. Il caglio è praticamente lo stomaco di agnellini, lattanti o capretti. Evelyn Castrovinci, vicepresidente della Proloco di Caprileone. Oggi una grande serata. Sì, siamo molto contenti di aver organizzato questa serata in questo periodo natalizio per cercare di riunire un po' la comunità e quindi di stare insomma un po' tutti assieme e di continuare le tradizioni tipiche insomma del nostro comune, del nostro paese. A proposito di tradizioni, oggi riaffiora la ricotta. Sì, ovviamente verrà fatta anche questo è un orgoglio, verrà fatta da un paesano, quindi da una persona di Caprileone, per rinnovare proprio questa tradizione tipica del nostro territorio e ovviamente anche un momento per stare conviviale, per stare insomma tutti assieme. Non mancherà la buona musica popolare per una serata indimenticabile qua. Ovviamente non poteva mancare la musica tradizionale proprio sempre per cercare di mantenere vive le tradizioni dei nostri piccoli paesi che stanno pian piano scomparendo e quindi cerchiamo di organizzare questi eventi proprio per mantenere viva la tradizione dei paesi, dei piccoli paesi e insomma. Ma quante potenzialità hanno questi piccoli borghi? Vediamo qua davvero un borgo da favola, con queste luci, questi colori, una magia che non si trova nei luoghi frenetici d'Italia. No, infatti noi vogliamo proprio far conoscere il nostro piccolo borgo attraverso i nostri concittadini. Infatti se vedi ci sono gli alberi allestiti fatti da una nostra paesana e le luci, tutto fatto insomma da noi. Ognuno ha dato una mano per rendere magico questo momento, insomma quest'area natalizia e per rendere quest'area natalizia unica. E la magia del Natale anche negli alberi, che non smettono di incantare e stupire tutti coloro che verranno a Caprileone. Cosa auguriamo a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia? Un buon Natale e veniteci a trovare in questo piccolo paese che è piccolo ma è molto lieto insomma di ospitarvi e non manca nulla soprattutto. Sto preparando il figo che serve per far riaffiorare la ricotta. Praticamente con l'atto del figo serve per far riaffiorare la ricotta. E attorno al fuoco riaffiorano i ricordi di un tempo. Sai Adriano, una volta, quando io ero piccerino, un di mia nonna, si usava la conca, che ora sono cose che non ci sono più, e c'era scorcio di limone. Quando per dire trovavamo i nostri nipoti, dici, volete una scagliesa sizza? Accudariamo la cartagentata che stava in brace, poi quando era pronta azzeccava la forchetta, faceva pronta, la potete mangiare. E
Percorrere questi vicoli è una vera magia. Ivan Carcione, consigliere comunale di Caprileone con delega turismo e spettacolo. Parliamo di questa serata qui nel borgo. Ciao Adriano, buonasera a tutti gli amici di Bella Sicilia. Allora, questa ormai è diventata una tradizione, la sagra della ricotta qui nel borgo. Quest'anno sinceramente siamo un pochettino dispiaciuti perché non abbiamo potuto fare un Natale come volevamo noi. Però abbiamo fatto il giorno 8, una serata a Rocca con il Festival del Panettone Artigianale, e questa sera abbiamo, come ho detto prima, sempre portato avanti questa tradizione della sagra della ricotta. Però voglio ringraziare l'associazione Il Borgo, la Prologo e il signor Losardo che c'ha il bar qua da Chiazza, come si chiama, che sono stati anche loro organizzatori di questa serata. E l'allegria continua, l'entusiasmo si eleva secondo dopo secondo. E quello che sembrava inizialmente freddo diventa tiepido e inebriante calore. Ed ora spazio alla degustazione della tuma. Quindi sto per rompere la cagliata, così facciamo il formaggio. Latte, ovino e caglio. E la grande attesa per i veri sapori di Sicilia. Ma io per passione da piccolino, sempre, da sempre. Ci parli di questa passione, com'è nata? Da piccolino mi sono sempre piaciuti gli animali e quindi ne sono sempre stato appassionato. Ora andiamo a separare il siero dal formaggio. Allora, la sto pressando così espelle tutto il siero. Ed ora? Ora la divido e la metto nella cuscina. Questi sono tutti attrezzi fatti da me, cartello di legno. Ecco, questa è la tuma. No, ma lascia stare, pure pantaloni stesso, con un vestito qualunque stesso. Se tu facevi una cosa, tu facevi cucitura, facevi cucitura. Ma non ti posso vedere. La tuma è pronta. Prego, signore. No, tutta l'acqua. Perché sono così, praticamente sono così geniali, anche, vedi, preparano la tuma, cose, volontario, cose, sono tutti meravigliosi. Buonissima. Buonissima, complimenti qua all'amico che è un maestro veramente. Sapere com'è? Buonissimo, buonissimo, ha un gusto eccezionale. Sono i sapori di una volta. Sì, sì, questi sono i sapori di una volta che bisogna assaporare con gusto e con tranquillità. E qua Caprileone offre questa, la bella tranquillità del borgo di Caprileone.
Invitiamo tutti a vivere in questi luoghi, a scoprire il fascino dei borghi antichi come Caprileone. Sì, invitiamo a vivere e magari a soggiornare, quindi comprare una casettina, restaurarla. Questo è il mio invito alle persone che abitano in città, perché qua c'è la tranquillità, c'è tutto. Mentre per quanto riguarda la ricotta fresca, invece, quale sarà il procedimento? Dopo di questo si mette sul fuoco la pentola e si deve aspettare la temperatura di 83 gradi. Si mette il latte di fico e a fiorare la ricotta. Ora l'appuntamento è sempre qua nel borgo, giorno 28, per una degustazione di arancini al suino nero dei Nebrodi. Fiori di rose rossi arrampicati, giocando nei favori e nei pavanti, io canto per dispetto di la gente, loro se vanno via, sono fini, giuri, 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 rustolano, l'amore cade da seguire l'otto, giuri, 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 rustolano, l'amore cade da seguire l'otto, vai, 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 Naturalmente, accompagnato dalla sagra del ricotta, non può mancare la musica popolare che con i ragazzi che con la zampogna, fisarmonica, tamburello che allevano questa serata. Vi auguro buone feste a tutti gli amici di Bella Sicilia e buon fine anno 2025 e auguroni per il nuovo 2026. Grazie, un caro saluto Grazie a e alla voi. prossima! Grazie, buon Natale. Buon Natale a tutti voi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del video. Un caro saluto e al prossimo contenuto sulla pagina di Bella Sicilia. Chiamate come noi.